Ciao a tutti, bentornati sul canale, bentornati a un nuovo video e benvenuti in una nuova rubrica. Ogni settimana andremo ad analizzare una delle partite che si giocheranno nel fine settimana, andandone a ripescare una del passato. Vediamo se questo tipo di rubrica, un po' come la partita della settimana che io faccio sulla pagina Facebook e Instagram dei miei social, il Popolo del Calcio anni 90, e visto che sabato alle 18 c'è Milan-Juventus, noi andiamo a ripercorrere un Milan-Juventus del passato. Vedete, ho la maglia del Milan, ma parliamo di una vittoria della Juventus, così bilanciamo entrambe le cose. Maglia della Juventus non ne possiedo, quindi era necessario che mettessi quella del Milan. Parliamo della stagione 92-93, Milan 1, Juventus 3, una partita molto particolare, un po' per l'andamento di quel campionato, un po' perché fu una delle rarissime partite che non si giocò di domenica. Non c'erano neanche i posticipi nel 92-93, l'ultimo anno senza posticipi, si giocava sempre la domenica pomeriggio. Si giocò il sabato 17 aprile 1993, credo perché le squadre dovevano preparare le loro partite di Coppa. La Juventus ad esempio aveva la semifinale di Coppa UEFA contro il Paris Saint-Germain. Se nei commenti vi ricordate anche il motivo esatto dell'anticipo, io me lo ricordo benissimo che si giocò il sabato pomeriggio, credo intorno alle 18, e che la partita fu mandata in onda dalla Rai. La Rai aveva i diritti televisivi, trasmetteva le partite, si diceva una volta in onde medie, credo, qualcosa del genere. La Rai mostrava le partite, ma ovviamente non venivano trasmesse in chiaro, però le riprese erano tutte della Rai. E quando c'era qualche partita di recupero o rari anticipi, ad esempio quando c'erano le finali delle squadre italiane e le partite si giocavano il sabato o addirittura il venerdì, il Milan, la Sampdoria, poi anche il Parma anticiparono spesso le partite o al venerdì o al sabato, la Rai le mandava in onda in diretta, e questo Milan-Juventus andò in diretta. Il Milan aveva stradominato la prima parte del campionato, segnando anche tantissimi gol. Van Basten era il super capocannoniere della Serie A, poi decise di operarsi alla caviglia e non tornò praticamente più a giocare. Il Milan trovò Papen come sostituto, che i suoi gol li faceva, ma non quanto il centravanti olandese. Iniziò ad arrancare leggermente, subiva poco ma segnava anche poco. Ci furono tante partite che terminarono 1-0. Inanellò poi una serie infinita di pareggi, con la prima sconfitta a marzo contro il Parma, che decretò la fine di quella striscia straordinaria di imbattibilità, 58 partite consecutive in Serie A, praticamente 2 campionati e mezzo senza sconfitte, e si ritrovò alla partita con la Juventus reduce da 6 partite consecutive non vinte. Tra l'altro però reduce anche dall'1-1 nel derby contro l'Inter, che il sabato precedente, sabato di Pasqua, aveva un po' sancito la fine della rimonta interista, che aveva iniziato i nerazzurri avevano iniziato a credere nella rimonta alla fine dell'inverno, ma quel pareggio lì col gol di Gullit nel finale aveva spento un po' le velleità di rimonta dell'Inter, e si arriva a questo Milan-Juventus col Milan un po' arrancante, tra l'altro con il pensiero alla Coppa dei Campioni. Quella fu un'edizione incredibile della Coppa dei Campioni. Il Milan vinse tutte le partite dalla prima all'ultima e perse la finale di Monaco di Baviera contro l'Olympique Marsiglia. Qualche puntata fa io ho fatto un video sulla Lazio, la Lazio 99-2000 è stata la Lazio più forte di sempre, andatevelo a rivedere. Secondo me il Milan in quegli anni lì, tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90, il Milan 92-93 è stato il Milan più forte di sempre. Poi penso, almeno a mio giudizio, superato dal Milan 2004-2005, che forse, almeno da quelli che ho visto io dalla fine degli anni 80 fino adesso, è il più forte, il più completo
che io abbia mai visto anche come esperienza internazionale. Credo il Milan 2004-2005 sia inarrivabile. Poi non posso fare il confronto col Milan degli anni 50 o degli anni 60, più che altro perché non conosco esattamente il livello del calcio e della Serie A dell'epoca. Posso dire che il Milan 92-93 era una squadra completissima, più che altro perché era l'unica in quella Serie A che potesse schierare praticamente due squadre. Il Milan delle riserve era più forte delle altre squadre titolari. La Juventus era al secondo anno dal ritorno di Trapattoni, si staccò abbastanza rapidamente dalla lotta a scudetto, addirittura si tirò quasi fuori già a novembre con la sconfitta proprio in casa contro il Milan, gol di Simone e il rigore sbagliato da Vialli al 90° parato da Sebastiano Rossi, ma andò molto bene in Europa, in Coppa UEFA, vincendo tra l'altro proprio quell'edizione della Coppa UEFA nella doppia finale con il Borussia Dortmund. E si arriva così a sabato 17 aprile, Milan-Juventus. Il Milan perde, nonostante inizi benissimo la partita, gol di Simone dopo appena 6 minuti, ma la Juventus è molto più tenace, molto più, probabilmente anche molto più concentrata. C'è la doppietta di Andy Möller, che era un tedesco, un centrocampista ma quasi un attaccante veramente fortissimo, ricordava un po' Nedved come modo di giocare, non si capiva se era, cioè era un centrocampista ma praticamente giocava in attacco e segnava tantissimo, segnava come una seconda punta. Tra il 13° e il 20° il tedesco ribalta la situazione e poi nel secondo tempo, a metà del secondo tempo, c'è un bellissimo gol di Roberto Baggio che avrete sicuramente visto perché è uno di quelli che mostrano più spesso dell'ex fuoriclasse della Juventus. Parte da centrocampo, quasi dalla linea laterale, si accentra smarcando un paio di giocatori del Milan, dribbla anche il portiere e fa gol di sinistro. Vi faccio vedere adesso anche qui il servizio del Guerisportivo della partita, eccolo qua, e ci sono anche i gol, ci sono anche le vignette con i gol di quella partita, che diventa un po' l'emblema, lo specchio delle difficoltà del Milan di quella primavera, e sottolinea una Juventus invece molto in palla, molto in forma. E qui ci sono anche i tabellini con i risultati e la classifica. Tra l'altro il Milan è in testa con 43 punti, l'Inter a 38, sono 5 punti, però con i 2 punti a vittoria diciamo che il Milan era la 28ª giornata, il Milan era abbastanza tranquillo. E finisce così questa partita. Vi faccio vedere rapidamente anche le due squadre. La Juventus, eccola qui, c'è addirittura un Di Canio pelato, o come è adesso. E poi c'è il Milan che, ripeto, secondo me è di quegli anni la squadra più forte, eccolo qui. Squadra veramente fortissima. E vedremo come andrà questo Milan-Juventus. Sono squadre completamente diverse. Il Milan è tutt'altro che la squadra migliore d'Italia, la Juventus si sta riorganizzando, ha preso secondo me uno dei migliori allenatori soprattutto come progetto pluriennale per tornare a vincere. San Siro sarà sicuramente pieno come lo era quel 17 aprile di 31 anni fa, e staremo a vedere questo Milan-Juventus. Questa è la prima puntata di questa rubrica della partita della settimana. Abbiamo aperto con una grande classica con Milan-Juventus, ma andremo a rivedere poi di settimana in settimana anche squadre più piccole e partite un po' particolari. Questa me la ricordo bene, vista nella cucina di casa dei miei, perché quando la Rai mandava delle partite di campionato era come una festa, si potevano vedere le partite intere di campionato. Oggi ai più giovani sembra una cosa normalissima. Un tempo vedere una partita intera di campionato in diretta televisiva era un evento sensazionale che capitava una, massimo 2 volte l'anno, a volte non capitava mai perché a volte non c'erano anticipi o recuperi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, tanto è sempre gratis, quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando,
fatelo, lasciate like, se state guardando il video e non siete iscritti fatelo, c'è una piccola percentuale di persone che guarda il video senza essere iscritto, iscrivetevi, tanto vi ripeto è sempre gratis e noi ci vediamo alla prossima puntata. Avanti tutto.